Ciao a tutti, sono a Monte Arci e in questo momento mi appresto per rientrare a casa. Facciamo insieme questo viaggio, spero che vi piaccia. Questo è uno dei posti più belli che io abbia mai potuto conoscere, ne sono tantissimo innamorato e niente, ora insieme cercheremo di goderci questo viaggio. Spero vi piaccia e niente, che Dio faccia in modo che io possa rientrare a casa sano. Buona visione. Ascolteremo in sottofondo le musiche del mio amico Doc Pipus. Ascoltiamo Brassem. Si parte. Guardate la bellezza di questi posti. La femmina che ha tutta la belluria, che serve ad ammazzarci la mia montagna, in lussuria. Il mio la amore. Femmina che ispira la passione più brutale e soprattutto è sentimentale. Birrande le lunghe passeggiate, fiori, lettere, le serenate, i crimini e le follie in nome della sua beltà, la trasporta ma al 95% una donna arriva allo stento. Che lo dicano apertamente, non è vero che alle chiacchiere sempre contente. Chi non è di questa opinione è soltanto un gran beccaccione. Quando è sotto le lenzuola la donna come un groppo in gola, se non sente le campane la fregola dove rimane. Solo se si innamora con dolcezza di un uomo tenero che la carezza, sempre ben disposta, allora sì che si concede, e se s'annoia neanche se ne avvede, quando diventa una Lucrezia Borgia e non la sfamerebbe neanche un'orgia, allora sarà lei a far passare all'avventizio ore di supplizio. Al 95% una donna arriva allo stento. Che lo dicano apertamente, non è vero che alle chiappe sempre contente. Chi non è di questa opinione È soltanto un gran beccaccione. quando sotto le lenzuola la donna come un groppo in gola, se non sente le campane la fregola dove rimane. tutti gli ancora e sì gli amore amore, che griderà fingendosi calore, son pura carità e tutti quanti i suoi sospiri non sono che finzioni o capogiri. Ora mi trovo nella parte più alta della montagna e siamo a circa 730 metri dal livello del mare. Via, si parte. Perché il galletto tronfio che ognino della tenuta non se ne Fantastico. al 95% una donna arriva allo stento, che lo dicano apertamente, non è vero che alle chiappe sempre contente. Chi non è di questa opinione è soltanto un gran beccaccione, quando è sotto le lenzuola la donna come un groppo in gola,
se non sente le campane, a Fregola dove rimane. Mi sembra di sentire già i bisbigli di chi in un giorno supera i conigli. A dirmi è colpa tua che sei un maldestro, sei un da fuoco, per questo non le sai accendere il fuoco. Sarà ma se anche voi vi siete rotte. La sorgente, acqua pura, buona, meravigliosa. Vittime del piacere assassinato dai playboy, cantate fatti voi. Al 95% che aria frizzante, lo stento, che lo dicano apertamente. Non è vero che alle chiappe sempre contente, chi non è di questa opinione è soltanto un gran beccaccione. Quando sento le lenzuola, la donna come un groppo in gola, se non sente le campane, a Fregola dove rimane. La mia bella quercia l'ho lasciata là, la mia amica quercia, l'altra mia metà, fatti dello stesso legno, un po' duro, un po' rurale, buono a tutto solo indegno, per i flampi è naturale, alberi di Giuda. Vedo solo qui di corteggiatura, tronchiati così, ma senza di testo male, vecchio ramo aria frizzante, di campagna, mio alberello di Natale, albero della cuccagna, sotto il mio alberello, stavo come un re. Accidenti a me quando scappai da quello vecchio mio alberello, adesso io lo so, perderlo così io non lo vedo, no. Nulla ora mi impippa perché nulla ho più, ho perso la pipa di vecchio bambù, la mia pipa che fumava senza mai bruciare, la montagna dell'Ossidiana, sporca che sembrava il braccio di un calendario. Ora vibernate meglio di un bijou che fumo a boccate, lenti a testa in su. guardate che meraviglia, guardate questa zona, guardate, della pipa di bambù, i sacri tabacchi sotto il mio alberello, stavo come un re. Accidenti a me quando scappa. sulla mia sinistra in questo tratto si trova la cascata chiamata Saspendula. Perderlo così io non potevo, no. Di bastardo il nome, ora io direi di calzarlo e come, adesso che anche lei, dopo un'eternità, me la sono tolta di torno, stufa di vederla già fra i miei piedi tutto il giorno, io di piazza in piazza con un bel bouquet, cerco chi rimpiazza quella donna che mi faceva mandar giù broccoli pieni di terra, mi baciava al punto clou che montavo in ecco, da qua si può notare
uno degli altipiani più grandi, più lunghi che ci sono al mondo, la Giara, dove si trovano i famosissimi cavallini della Giara, una razza di cavallo di modeste dimensioni, molto belli. Stavo in un soffitto dove mille più crepe davan dritto al cielo blu, sempre le ricorderò, ci portavo le ragazze a fare sul Gran Landò delle corse. Non so se si vedono le pale eoliche, una centrale eolica. Buio pernotai, questo firmamento. Non so se il cellulare sia riuscito a riprenderlo. La nostalgia che ho è tante dare la pelle per poter per un po' rivedere le stelle sotto il mio alberello. Stavo come un re, accidenti a me quando scappai da quello vecchio mio alberello. Adesso che lo so, perderlo così io non dovevo. Guardate che meraviglia. E no per Pacco no, Pacco tu non puoi permettere che quell'oste mi possa sbattere fuori. Socio sostenitore, succhiavo solo lì, mi son bevuto tutto e lui mi caccia via, gridando via di qui, Beoni e compagnia, ma guarda un po', che strani questi qui. Passa un barbone che va in giro a piedi scalzi, mi vede ciucco fatto, pensa non mi rialzi, s'attacca alle mie scarpe, le strappa e se ne va. Da come son conciate, tomaie, stringhe suole, sarà molto difficile che arrivi dove vuole, ma guarda un po', che strani poveri in città. Uno studente che di certo era in bolletta, tra il lusco e il brusco fa, mi becco la maglietta, chissà quando di giorno alla luce scoprirà. Modello finiture e buchi nel colletto, dirà mi son fregato, buio maledetto, ma guarda un po', che strani giovani in città. I pantaloni poi li ha presi una donnetta, moglie di un operaio, me li ha strappati in fretta, io a dirle no signora, se li metterà, il vostro pover'uomo soffrirà i geloni al culo, a furia di pedate, la stoffa è andata in fumo, guarda un po', che strana coppia questa qua. Ed io nudo laggiù, sul bordo della strada, con i miei genitali esposti alla rugiada, una battona che passava proprio là. Lei che mi sarà poi, ne vede una dozzina, corse al commissariato, gridando alla vergogna, ma guarda un po', per far la vita che si fa. Ecco che mi raggiunge, guardate il panorama, guardate che bello qua, guardate. Mi grida e la Madonna, col freddo di stanotte, restare lì così. Alex, vedete il paesino, mi mette il suo mantello, mi dà un po' di calore, ma guarda un po', che strani tipi di culè. La Giara, l'altopiano della Giara. Io da allora in poi, io che spavaldamente gridava a morte pula, caripa sbirri agenti, a dire quelle frasi non sono riuscito più. Io ci ho provato ancora, ma la mia lingua trema, ricade in bocca e poi ho un brivido alla schiena, ma guarda un po', la vita strana di qua giù.
La strada è molto stretta, bisogna stare attenti. Se si incrocia un'auto è pericoloso, molto pericoloso. Grande Doc, bella questa canzone. Il cielo blu mi fa star male, perché il più grande amore che mani fu dato io lo devo ad un cielo cupo ed imbronciato, ad un furioso temporale. Una notte d'autunno sopra la mia magione, una folgore con terribile esplosione, s'era venuta a scaricare, dal letto schizzata, ancora semisvestita, la mia bella vicina, tremante impaurita, all'uscio mio venne a bussare. Sono solo paura, aprite bene prego, mio marito è lontano a causa del suo impiego, o direi meglio del suo guaio, che lo obbliga a uscire sotto l'acqua sferzante per il semplice fatto che è il rappresentante di parafulmini d'acciaio. Ringraziandogli Franklin, la bella invenzione, abbracciando la vele diedi protezione, e poi l'amore fece il resto, tutti i punti di ferro, Pastorello, non pensaste a pensarne una sul tuo tetto, error non fu mai più funesto. Quando Giove andò oltre nel suo ecco che ci avviciniamo sempre di più al mio paese, Ales. Un po' di coraggio, tornò nel proprio appartamento ad attendere lo sposo con coperta e cordiale alle prossime a un altro ancora. Già ci fissavo all'annullamento. Con un'ansia crescente io mi misi da allora a scrutare fremente i cieli ad ogni ora. Mitico Doc. Grande. Sempre più preoccupato, appare gli occhi dolci al più modesto strato. Ma lei non senti poi che il marito quella notte famosa parafulmini mi aveva semina noiosa e milionario di veneno lui serena guardata in quel lume laggiù dove non è mai e il cielo sempre blu. Voglio via che il mio Oh yes. Ok, arrivati ad Ales. Ales, benvenuti, benius. Ecco il vice sindaco con la sua consorte, la sua gentilissima signora Paolina. Adesso se riesco vi faccio vedere Piazza Gramsci, ma ci sono dei lavori in corso. Come probabilmente molti di voi sapranno che Ales è il paese di Antonio Gramsci. Ecco qua, vediamo un po'. Forse, ecco, vedete? Questa è una grande piazza, una delle più belle opere di Gio Pomodoro, uno dei più grandi scultori al mondo. Ales. Fantasma. Il fantasma. Da come roteava i fianchi e anche ad angolo convesso. Ciao Pino. Mi accorsi d'essere davanti al genere più stimolante, ad un fantasma del persesso. Ora facciamo il giro del centro
probabilmente riusciremo a vedere anche la cattedrale, una delle più belle cattedrali che ci sono in Sardegna. Qui ad Ales c'è l'episcopio del vescovo e una quarantina di preti, oltre a un convento di suore. Ecco, questa è la via storica, la principale, il centro di Ales. Vedete, c'è la festicciola. Forse i cani poliziotto han divorato a più non posso, sia gli ossicini che mi dono, io che mi metto a caragnare. Questi sono gli ubriaconi. Ciao. Ciao. Piacere. C'è il negozio di mia sorella. I suoi complessi, le dico sono 4 passi, la riaccompagno al Cimitero. di finire No, 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 no. al vecchio ce la mia in noi, alzo le La signora. Il mio amico Pippo. Pippo. Ciao Pippo. Non Doc Pippus, Pippo, Pippetto. le misi un braccio sulle spalle, le dissi venga su da me. Ancora 2 minuti e sono arrivato a casa mia, casa Dolce Casa. Voi siete pazzo, disse lei, ho 1000 anni più di voi, ma che ci portiamo? Negozio dei cinesi. Il tempo dissi, tu lo sai, non conta affatto e tu verrai, tra le mie braccia. Ecco, da qua si intravede la Giara Non è per essere sconvenienti, ma pochi chilometri di distanza da casa mia. sono Eccola lì. molto migliori nell'amplesso di certe Ciao. giovani di adesso, non faccio nomi, lo sapete. Verso le 7 del mattino, tra balla forte il mio cuscino, con forma piena. Io abito a Zeppara, che sarebbe una piccola frazione del comune di Ales, una borgata. Oggi sei il primo che si lava, alzati o perderai. Guarda la meraviglia di questi fiori. Era mio padre che gridava, oggi sei il primo che si lava, alzati o perderai la messa. Oh, Zeppara, il mio paesino. Gli amici seduti vicino al bar, consumare la classica birretta. Ciao Gianluca. Facciamo il giretto e poi si va a casa. Il mio amico Gianni, ciao Gianni. Sara e Susanna. Ciao, come va? Bene? A prendere un po' di fresco? No, se era papà a camminare, adesso ci sto riportando. Ah, avete fatto una bella passeggiata a Figu? Io Perché vedo ogni tanto tua mamma che va verso Figu. seguita, mia mamma mia. È troppo lunga? Cos'è la prima volta che lo fai oppure lo fai di tanto in tanto? Quest'anno è la prima volta. Ah. L'anno scorso ci andavo, quest'anno Impegnati un po' di più, dai. Tanto ormai a scuola non ci stai più andando, quindi. guarda, finisco la prossima settimana. Ah, non è ancora finita. Guarda, l'ultimo Oh mamma mia! Vabbè, coraggio. Dai, ci vediamo. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao.
Bonsoir. Ciao. Casa Dolce Casa, arrivato. Ecco il mio amico Lori, eccolo lì Lori, ti sto riprendendo con la telecamera. Dai, vuoi farti vedere che sei così bello? Ti sto riprendendo. No, con la telecamera del cellulare, dell'iPhone. Ti sto riprendendo col cellulare. Ho ripreso tutto il viaggetto da Acquavrida sino a qua. Ok, entriamo in garage, mio vicino di casa Lori, bambino molto dolce. Cosa? Entriamo in garage. Dimmi Lori, dimmi. Che c'è? Tu sputi per aria. Io sputo per aria? Com'è questa cosa? Cioè? Non ho capito. Come faccio? Io non ce la faccio. Arrivati, chiudo. Ciao.